Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Come sempre, notizia di servizio molto importante. Alle 12:30 saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, da dove il presidente Luca Zaia farà il punto della situazione sull'emergenza coronavirus, ma anche su altri temi, perché sappiamo si parla un po' di tutto quello che succede con il governatore. Allora, 12:30 collegamento, naturalmente saremo anche in streaming sulla nostra pagina Facebook per fare in modo che anche chi non ha una TV sotto mano, chi magari vive fuori dal Veneto o lontano dal Veneto, possa vedere e capire quello che sta succedendo. Da queste parti saremo in collegamento fra poco con i nostri giornalisti da Padova e da Vicenza per le ultime novità. Ci sono novità di cronaca, ma anche insomma continua vorremmo chiamarla campagna vaccinale, però c'è qualche intoppo legato soprattutto al mancato arrivo dei vaccini, quindi è una campagna un po' a rilento. Capiremo poi, sicuramente se ne parlerà anche con il governatore durante la conferenza stampa delle 12:30, però prima di tutto è importante allora che facciamo il punto della situazione anche noi con il riassunto cosiddetto delle puntate precedenti. Sentiamo che cosa aveva detto Zaia nelle sue ultime dichiarazioni disponibili. Di certo un paio di interlocuzioni che sono solide, e devo anche dire, non con tanta sorpresa, che anche oggi nella posta che ho visto abbiamo altri 3 realtà che propongono vaccini. 2 ieri. Vedo che c'è comunque effettivamente chi propone vaccini, depurati da quelli che hanno la stessa dignità ma non a livello di EMA, che propongono Sputnik e cinese. Fa il punto il presidente Zaia sui contatti autonomi che la regione sta portando avanti per l'approvvigionamento di vaccini, e da semplici colloqui nelle ultime ore si è fatto un ulteriore passo. Adesso il dottor Flor ha voluto concretizzare questa ultima fase di interlocuzione con un'azienda chiedendo la formulazione dell'offerta scritta. Prima era verbale, oltre a carte mandate erano pur parlé. Adesso vedremo che contratto arriverà e poi si capirà. Inutile anche illudere i cittadini facendo credere ai cittadini che c'è il camion sul piazzale pieno di vaccini finché non l'abbiamo verificato. Il tutto, se avrà compimento, dovrà essere fatto nell'ossessivo rispetto delle procedure, delle norme e della legalità. Non solo il Veneto, anche l'Emilia Romagna con il presidente Bonaccini si è detto pronto ad agire in autonomia. E se mai si concretizzasse, la quantità potrebbe interessare una o più regioni. Se si concretizzasse, le quantità prevederebbero più realtà, perché la quantità minima non è irrilevante. Zaia spiega come in poco tempo lo scenario sul fronte vaccini sia mutato. Adesso c'è questo nuovo scenario che non conoscevamo, che sembra ci sia sul mercato una quota in mano a intermediari, che saranno quelli che forniscono in giro per il mondo, che so, le farmacie. Il governatore poi si toglie qualche sassolino dalla scarpa, rispondendo a chi ha parlato di una fuga in avanti della regione per i vaccini. Siamo senza vaccini, te lo dico in Veneto così e lo capiscono tutti. Siamo senza vaccini. Abbiamo le persone, i cittadini veneti disperati, quelli che vogliono vaccinarsi, che ci telefonano perché vogliono essere vaccinati. Questa è la situazione. E c'è qualcuno che dice che è una fuga in avanti. Guarda, io non ho parole. Non va mai bene niente. Cari veneti, c'è qualcuno tra i veneti che dice che abbiamo la colpa di esserci preoccupati di andare a trovare i vaccini per i veneti. Non c'è nessuna contrapposizione con il governo, aggiunge Zaia, che spiega poi come al momento non ci sia stata ancora un'interlocuzione con il Ministero. Le carte, se non sono a posto, non si procede di 1 millimetro. Questo era il punto con il governatore, con le ultime dichiarazioni disponibili, ovvero quelle della conferenza stampa di ieri. Il tema dei vaccini è molto sentito, lo vediamo anche noi dalle telefonate che arrivano alle nostre redazioni da parte di persone che vogliono sapere quando toccherà loro, quindi quando la campagna interesserà le persone magari di una determinata fascia di età, persone con malattie, persone che hanno problemi, che devono organizzarsi per poter uscire, altre che invece chiedono se possono ricevere la vaccinazione a casa. Quindi è un tema davvero molto sentito. Abbiamo visto, poi vedremo di nuovo i dati delle vaccinazioni in Veneto che proseguono a pieno ritmo con quello che è possibile utilizzare delle dosi che arrivano, perché è un ritmo un po' sincopato, arrivano, non arrivano, viene annunciato
annunciato l'arrivo, poi invece non si verifica. Le ULSS, le aziende sanitarie e la Regione sono costrette un po' a gestire questa situazione molto molto complicata, di cui comunque vi daremo conto sia durante questa fascia del telegiornale e poi nei nostri telegiornali di questa sera, TG Bassano e TG Vicenza. Adesso cominciamo ad addentrarci nelle vicende della cronaca quotidiana. Andiamo a vedere le immagini di un incendio doloso in piazza Capitaniato a Padova. Le fiamme sono divampate in pochi secondi, con estrema rapidità si sono propagate tra i cassonetti, arrivando a lambire anche le auto parcheggiate. Paura nella notte a Padova, nella centralissima piazza Capitaniato, uno dei luoghi più suggestivi della città. Verso l'1:30 i vigili del fuoco sono intervenuti dopo la segnalazione di un residente che si era accorto del rogo. Le fiamme, nonostante il rapido intervento dei pompieri, hanno distrutto in pochi minuti 20 cassonetti dell'immondizia, hanno bruciato parzialmente un albero e danneggiato un'auto. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato intervenuta per i rilievi. Non si esclude la matrice dolosa. Le operazioni di spegnimento dell'incendio sono terminate dopo circa un'ora. Sul posto è intervenuto anche il personale della PS di Padova per la rimozione dei rifiuti bruciati. Di questa vicenda ci parlerà fra pochi istanti la nostra Valentina Visentin in collegamento via Skype. La stiamo aspettando, dovrebbe entrare, come si suol dire, qui nei nostri schermi fra pochissimo. Allora, visto che li aspettiamo, non mandiamo altri servizi, attendiamo il collegamento via Skype, che da quanto sappiamo non sarà da Padova ma sarà dall'Alta Padovana, per capire come si stanno organizzando anche le cittadine, le zone periferiche della provincia per la campagna vaccinale che sta iniziando, che inizierà fra pochissimi giorni. Allora, siamo pronti a collegarci. Nel frattempo vi ricordiamo 12:30 in collegamento con la sede della Protezione Civile di Marghera con la conferenza stampa di Luca Zaia, ma prima di andare a Marghera andiamo a Cittadella. Ci confermi, Valentina? Sì, buongiorno, siamo a Cittadella e alle mie spalle lo vedete il palasport del comune della città murata. C'è tanto vento, quindi anche la connessione è un po' instabile, quindi mi dovete perdonare se ci sarà qualche problema con la connessione, però era per mostrarvi questo palasport che diventerà da lunedì il centro vaccinale del cittadellese, quindi uno dei 2 centri vaccinali previsti per l'Alta Padovana. L'altro invece è il palasport di Loreggia. Qui a Cittadella dunque verranno vaccinate tutti i residenti della zona della cittadellese, quindi una parte importante dell'Alta Padovana. Si comincerà già da lunedì con la classe del 1941, quindi gli ottantenni, e poi via via a seguire come predisposto dalla prima parte del calendario vaccinale che l'USL ha divulgato proprio qualche giorno fa. Quindi il 15 febbraio inizieranno con 1941. A seguire dal 1° di marzo il 40 e poi il 39 e il 38. Per il momento questi sono gli anni per la quale sono state già definite le date di vaccinazione. Le lettere sono già state inviate, quindi le persone residenti nella zona di Cittadella, Fontaniva, Tombolo, che hanno ricevuto la lettera. Con noi adesso ci sarà anche il sindaco Luca Pierobon, che poi ci spiegherà di fatto come funzionerà il centro, che dovrebbe già essere stato allestito e quindi pronto proprio per iniziare lunedì mattina con le vaccinazioni. Molto bene, Valentina. Allora, noi abbiamo visto il servizio sull'incendio doloso, però volevamo capire se ci sono novità intanto mentre tu ce ne racconti, perché insomma un incendio doloso in pieno centro storico. Allora, attenzione, stanno verificando se si tratta di un incendio doloso. Molto bene, è importante dirlo. Lo stanno ancora verificando. Sul posto è intervenuta la polizia, i vigili del fuoco e anche APS, i tecnici di APS, proprio per verificare le cause. Certo è che era un incendio che si è propagato con estrema facilità, ha coinvolto tutti i cassonetti di piazza Capitaniato, quindi circa una ventina quelli che sono stati bruciati, ha intaccato anche uno degli alberi, che sono bellissimi, gli alberi di piazza Capitaniato, e ha danneggiato anche un'auto. Quindi proprio per le dimensioni di questo
incendio che ha spaventato i residenti. Si sta cercando di capire se si tratta di un episodio doloso, anche perché vi avevamo raccontato sempre ieri per la cronaca, c'erano stati atti vandalici per cui è stato denunciato un vandalo minorenne anche nel quartiere Arcella. Per di più episodi di vandalismo a Padova purtroppo in questo periodo sono frequenti. C'è stato anche un video di denuncia che era stato divulgato nei giorni scorsi dall'ex sindaco Massimo Bitonci, in cui si vedono dei vandali prendere a calci e danneggiare in maniera importante una delle fermate del tram, quella Eremitani, quindi in pieno centro. Poi anche in questo caso il vandalo, che è un 17enne tunisino, è stato rintracciato e denunciato. Allora Valentina, intanto grazie per queste informazioni. Noi vi lasciamo andare anche perché sentiamo che il vento che si alza, tra l'altro notizia di meteo, probabilmente dovrebbe essere confermato l'arrivo già da domani del vento del Burian, quindi di una... Dicevi Valentina? È freddo il vento. Ok, ecco. Quello che arriverà fra stanotte e domani sarà ancora più freddo, con temperature decisamente sotto lo zero anche sulla provincia di Padova, anche sulla Bassa Padovana, Rovigo, Vicenza, quindi, e per non parlare naturalmente della montagna vicentina e bellunese, veronese, quindi dobbiamo aspettarci qualche giorno di freddo molto intenso. Valentina, grazie di questo collegamento, poi tutti i servizi, tutti gli approfondimenti li vediamo nei nostri telegiornali di questa sera. Buon lavoro! Arrivederci, ciao! Torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità, perché fra poco c'è la conferenza stampa di Luca Zaia. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo sentito poco fa, non da Padova ma dalla nostra redazione padovana in trasferta a Cittadella, le operazioni per l'avvio della campagna vaccinale anche nelle zone periferiche della provincia. In questo caso poi nei nostri telegiornali questa sera l'intervista col sindaco, tutti gli approfondimenti per capire come ci si muoverà a partire dai prossimi giorni. Adesso invece andiamo con la redazione vicentina, ma non a Vicenza, con Gabriella Basso e Simone Squarcina che sono a Schio. Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno telespettatori di Rete Veneta. Sono proprio all'esterno della Guardia di Finanza di Schio, dove si è tenuta una conferenza stampa per un'importante operazione che ha messo in luce ancora una volta una evasione fiscale imponente, perché parliamo di un fatturato di oltre 4 milioni di euro per un'evasione dell'IVA di più di 1 milione di euro. Implicate 9 aziende complessivamente del nord, in particolare 4 nel Vicentino più una quinta che è una società cartiera, una SRL cartiera, cosiddetta cartiera, quindi un'azienda che faceva da filtro, una scatola vuota attraverso la quale le altre aziende facevano passare merce, denaro e fatture che poi non esistevano. E c'è un'azienda anche del Trevigiano, precisamente di Montebelluna. Diciamo che, tra virgolette, testa di legno di questa truffa nei confronti dello Stato era un imbianchino qui di Schio che teneva un tenore di vita molto elevato, amante dei rally a cui partecipava, auto, vestiti insomma importanti, orologi preziosi, insomma hanno fatto sì che questo ha messo l'accento sulla figura. Tra l'altro sapete che c'è questo sistema molecola che consente di verificare continuamente quelle che sono anche le attività delle aziende che vengono monitorate. Tutto scatta grazie proprio anche all'attività di sentinella che ha questo sistema, individuando il passaggio di merce che veniva fatturato da un'azienda straniera, parliamo di lamiere di metallo, che veniva venduta a questa società, questa SRL cartiera di cui era a capo questo imbianchino, che però non fatturava, o comunque non fatturava l'arrivo di questa merce, ma arrivava su altre aziende. Lui aveva la liquidità, fate conto che mediamente aveva garantito una 60.000 euro l'anno, quindi pensate in 3 anni ha fatto 180.000 euro. E ovviamente il sequestro dei beni disposto dalla Guardia di Finanza è pari all'importo dell'IVA evasa, quindi oltre 1.200.000 euro, più ovviamente i proventi illeciti derivanti dall'attività. Sono sempre di più, vediamo negli ultimi giorni, le operazioni della
della Guardia di Finanza, quindi questo vuol dire che il lockdown, il coronavirus, le difficoltà anche economiche legate a questa situazione che stiamo vivendo tutti non hanno certo rallentato le attività fuori legge, soprattutto nell'ambito della finanza, nell'ambito anche di questi settori dove è sempre molto difficile, quando si parla di teste di legno, cartiere, società fittizie, andare a scavare e a ricostruire. Quindi l'ennesima operazione, come si suol dire, brillante, come diciamo noi nei titoli spesso, della Guardia di Finanza, di cui parleremo in modo più diffuso con le interviste e gli approfondimenti nel TG Vicenza di questa sera. Gabriella, ci sono altre notizie dall'area iberica in questo momento, magari vaccini o cronaca? Ma guarda, vaccini, per quanto riguarda i vaccini, già nei giorni scorsi avevamo detto appunto che c'era questi arrivi un po' sempre con il contagocce dei vaccini. So che dovrebbe essere arrivato in settimana, quindi tra oggi e domani, il vaccino di AstraZeneca, però bisogna, ovviamente si sta lavorando per attuare il piano per poi appunto poter partire velocemente con la vaccinazione. Però è ancora, diciamo, siamo ancora in fase di realizzazione anche di questo per quanto riguarda Vicenza, anche se è sempre molto organizzata. Per quanto riguarda la cronaca, non so se l'hai già dato, forse già in apertura, la notizia per quanto riguarda Vicenza è ovviamente questa bomba carta che è stata fatta esplodere nella via dove risiede anche l'europarlamentare Alessandra Moretti, l'europarlamentare del Partito Democratico, che fortunatamente non era in città quando è successo tra la notte tra lunedì e martedì. Ovviamente sulla vicenda sta indagando la questura e la squadra mobile, la Digos, ovviamente, per capire se effettivamente questa bomba carta era diretta nei confronti dell'europarlamentare o se ci fossero altre situazioni o persone a cui poteva essere diretta. Al momento gli inquirenti mantengono lo stretto riservo e sapete già, insomma, l'europarlamentare ha già commentato anche sui social quanto è accaduto. E anche questo poi lo vediamo in modo più approfondito nel TG Vicenza. Gabriele, invece una cosa che vediamo al volo con te è il cambiamento climatico di queste ultime ore. Abbiamo visto Padova, redazione padovana, Valentina Visentin era a Cittadella con un forte vento e le prime avvisaglie di un cambiamento di temperatura ci dicono che a Bassano stia già piovendo. Da quelle parti che tempo fa? Guarda, a parte appunto la temperatura che è scesa decisamente, siamo tornate nelle temperature quelle invernali, e quindi l'aria primaverile è data solo dal fatto che qui a Schio, scusate, ma anche a Vicenza questa mattina quando sono partita c'è il sole. E vento in questo momento si è chetato, ma fino a poco prima che partisse il collegamento c'era una bella brezza, non è ancora il Burian, ma c'è una bella brezza fresca, ecco. Quindi parleremo di sicuro del cambiamento del meteo nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Gabriella, grazie di queste informazioni. Come dicevamo, tutto il resto lo vediamo nel TG Vicenza di questa sera. Se ci sono novità importanti da Vicenza e dall'area iberica, non esitate a contattarci. Buon lavoro. Grazie e buon lavoro a voi. Torniamo in studio, notizia importante dalla Guardia di Finanza, ennesima operazione con tutte queste società cartiere, teste di legno, società fittizie, movimenti di capitali continuano nonostante le difficoltà del momento e continuano anche le indagini da parte, in questo caso, della Guardia di Finanza, ma delle forze dell'ordine in generale. Detto questo, noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra poco. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto e non solo, perché spesso parliamo anche di politica nazionale, di altri fatti molto importanti. Abbiamo parlato fin qui di vaccini, di cronaca, di quel che è successo a Padova, a Vicenza, un po' il meteo che è molto importante in queste ore perché sappiamo che sta arrivando un'ondata di gelo cosiddetto siberiano, quindi potrebbe cambiare la temperatura già magari non da oggi, però da questa notte, con temperature di molto sotto lo zero in quasi tutto il Veneto, già a partire da domani, magari sera, da sabato, domenica, di sicuro con molto freddo in montagna. Adesso andiamo in montagna, visto che ne stiamo parlando, andiamo a vedere la situazione della Busa del Cristo, dove c'è una frana molto pericolosa. Adesso mi hanno un'ora fa mi hanno cacciato fuori, no? Disperati. Non si fa niente, non si fanno lavori disperati. Siamo
Non lo so. È la voce dell'ultimo capofamiglia costretto a lasciare la propria abitazione nelle vicinanze della piazza di Perarolo. Oltre il Boite, a poche decine di metri di distanza, incombe la frana della Busa del Cristo. Mia figlia ha avuto una crisi isterica quando le ho detto che dovevamo uscire di nuovo di casa perché eravamo appena rientrati. Dopo 37 giorni, e questa è la quinta volta in 4 anni praticamente. Quella che vedete alle nostre spalle è la grande frana della Busa del Cristo. La prima volta si mosse nel 2000 e sono 20 anni che lascia con il fiato sospeso gli abitanti di Perarolo di Cadore. 2 giorni fa 3 famiglie sono state evacuate e questa mattina un altro nucleo familiare è stato fatto uscire da casa e la situazione evidentemente per queste persone è di assoluta preoccupazione ma anche di esasperazione. È un'esasperazione comune, io capisco il senso di disagio e anche di profondo smarrimento che hanno avuto in questi anni qua. Il disagio c'è perché l'evoluzione è in essere, l'abbiamo vista anche in questi giorni e di conseguenza le criticità ci sono e ci sono tutte. L'unico dato positivo in questo momento è che la situazione idraulica non preoccupa come preoccupava un mese fa. È delle scorse settimane una riunione programmata dall'assessore regionale Giampaolo Bottacin con gli esperti delle università di Firenze e di Padova per mettere mano una volta per tutte a un intervento risolutivo e forse la luce in fondo al tunnel comincia a intravedersi, ma la colata inesorabile continua a muoversi anche sotto i nostri occhi. Ieri e l'altro ieri ci sono stati dei distacchi, ieri sera e l'altra sera ci sono stati dei distacchi sulla sinistra di quel mammellone ancora coperto dalla vegetazione. No? Infatti guardando si vedono anche gli alberi che non, dal punto di vista gravitazionale sono piegati. È un movimento complesso che può essere innescato anche da movimenti, da cambiamenti di condizioni al contorno come delle piogge o improvvise o anche come è stato nei giorni scorsi lo scioglimento della neve. La macchina della protezione civile si è mossa immediatamente per tutte le necessità. Io ho un problema doppio perché lavoro in casa, quindi io continuo ad avere un fermo della mia professione e tutti i problemi connessi. Il nostro compito per il momento è solo quello di arrivare sulla zona rossa, dare una mano alle persone a portare fuori i beni che hanno bisogno, di fare una cosa repentina, veloce, insomma, nel minor tempo possibile. Questa era la situazione nel Bellunese, sappiamo Bellunese colpito da altre frane, da problemi, rischio idrogeologico molto alto in questo momento, poi se di solito frane e freddo non vanno molto d'accordo, quindi quando arriverà il freddo forte potrebbero diminuire i problemi, però insomma è una situazione un po' diffusa in tutta la montagna bellunese, situazione che invece è meno rischiosa nella montagna vicentina che presenta caratteristiche molto diverse. Allora adesso siamo pronti per andare in collegamento con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il governatore Luca Zaia arriverà fra un paio di minuti. Grazie alla regia di Cristiano Facca e Renzo Rigon vediamo già la selva di microfoni pronta per il posto del governatore. Prima di andare lì però vediamo i dati dell'emergenza coronavirus delle ultime ore. Allora, questi sono riferiti a ieri alle 17. È importante perché poi Zaia li fornisce quando arriva in conferenza stampa subito all'inizio. Vediamo le differenze. Ieri sera avevamo 25.514 persone positive al coronavirus in Veneto, è un numero che è calato ulteriormente rispetto alle rilevazioni precedenti, 285 i casi positivi rilevati nel pomeriggio di ieri, anche questo è un numero che cala molto rispetto alla situazione di gennaio, 319.092 dall'inizio dell'emergenza coronavirus, 284.157 le persone che si sono negativizzate, quindi questo è un buon dato perché cresce sempre di più e si alza questa curva che è importante. Purtroppo ci sono da segnalare ancora decessi, sono 9.421 dall'inizio dell'emergenza coronavirus, quasi un anno, il 21 febbraio, mancano 10 giorni, è una data che ricorderemo di sicuro per molto tempo. Scendiamo nella seconda parte della tabella, vediamo la situazione degli ospedali, molto importante anche questa perché ci fa capire come regge la sanità veneta l'urto dell'emergenza coronavirus. Allora abbiamo 1.540 persone ricoverate in area non critica,
di cui 1037 ancora positive e 503 che si sono negativizzate. Sono 171 le terapie intensive impegnate. Stanno scendendo anche questi numeri, ma insomma non rapidamente come si vorrebbe, ci vorrà un po' per smaltire tutte le terapie intensive, anche perché 136 di queste sono ancora impegnate con persone positive al coronavirus, 35 con persone che si sono negativizzate. Vediamo le differenze rispetto alla rilevazione precedente: 0, ovvero non ci sono variazioni in terapia intensiva, questo purtroppo lo sappiamo, è un dato difficile da cambiare. 25 ricoverati meno in area non critica, invece questa è una cosa positiva. 10 decessi, ci piacerebbe poter dire solo 10 decessi, invece dietro ognuno di questi numeri c'è un dramma, una famiglia che ha perso qualcuno che ha perso la vita, e quindi si potrà dire finalmente solo quando arriveremo a 0 e in modo anche duraturo, definitivo. Zai ha detto che l'infezione tornerà sicuramente a febbraio, anche perché la campagna vaccinale non è ancora nel vivo, si dovrà arrivare al 60%, forse qualcosa di più, dei vaccinati per poter dire che finalmente si è creata questa immunità di gregge, questa copertura. Ci vorrà del tempo, fino a quel momento il rischio di tornare indietro con la curva, con i dati dell'emergenza coronavirus che abbiamo visto pochi giorni fa, settimane fa, è sempre molto alto. Allora, finché non arriva il governatore, di cui chiediamo notizia ai nostri colleghi, vediamo se ci danno qualche informazione, non è ancora arrivato, ci dicono, quindi sarà fra pochi istanti. No, eccolo, sta arrivando, quindi i dati dei vaccini eventualmente li vediamo dopo. Vi diciamo solo che in Veneto non sono stati somministrati 232.000 dosi vaccinali, di tutto il resto ci parla il governatore. Buongiorno a tutti. Oggi sono solo e saremo anche un po' più rapidi, se ce lo concedete, perché abbiamo una videoconferenza e stiamo discutendo dei vaccini. Allora, i tamponi, inizierei col bollettino. I tamponi molecolari sono 3.861.000 e i rapidi 2.836.000. Nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 31.277 tamponi. Dei 31.277 tamponi, i positivi delle ultime 24 ore sono 708. 708 che vuol dire 2,26% di incidenza percentuale di tamponi positivi sui 31.277. Dal 21 febbraio i positivi sono 319.515. I positivi di oggi sono 25.618. I ricoverati totali sono 1.708, esattamente 1.700 di meno rispetto alla punta massima che era 3.004. Quindi 1.700 letti che si sono liberati. E questi 1.708 sono così distribuiti: 1.538 in terapia intensiva, in area non critica, meno 29, e 170 in terapia intensiva. I deceduti sono 31 nelle ultime 24 ore, i dimessi 15.099. Siamo nelle ore della classificazione. Considerate che stiamo parlando di un periodo di riferimento che è la prima settimana di febbraio per i parametri. Dovremmo avere un RCT di 0,71, 0,72, insomma su quei valori lì, in linea diciamo con quello che è accaduto. Abbiamo una buona incidenza, perché l'incidenza siamo sotto 100 addirittura, cioè i famosi positivi su 100.000 abitanti per settimana, se non ricordo male noi siamo a 98 o 96. Vabbè, però sono dati assolutamente che ci confermeranno la zona gialla, per capirsi, perché prudentemente è giusto sempre avere un minimo di cautela, visto considerato che stiamo parlando
di una classificazione che ci verrà data da un ente terzo e quindi l'Istituto Superiore della Sanità per il tramite del Ministero della Salute. Però insomma verosimilmente non avremo sconvolgimenti questa settimana con altri colori di zone. C'è preoccupazione, questa mattina ho avuto anche uno scambio di battute, ci siamo sentiti al telefono, eravamo in riunione con la dottoressa Russo, abbiamo sentito il presidente Brusaferro, ISS, Istituto Superiore della Sanità. Voi sapete che abbiamo il centro Italia che ha dato vita a un altro bacino, no? Fino a dicembre avevamo il bacino del nord-est, adesso il centro Italia è sotto pressione per una grossa infezione, avete visto i racconti che arrivano dall'Umbria, che peraltro è stato chiesto anche disponibilità tramite la protezione civile di personale che noi diamo se ne avessimo disponibilità, però capite che abbiamo ancora 1700 letti Covid e 170 persone in terapia intensiva. Se dovessimo liberare ancora il nostro contributo lo vogliamo dare, insomma, cioè, penso che il tema della solidarietà sia fondamentale. Questa fase non ce la facciamo perché siamo tirati. E la partita delle varianti non è irrilevante, ormai è assodato che la preoccupazione è riferita al tema delle varianti e quindi si va avanti in maniera sprombattuta. Penso che domani spero di potervi portare già un primo esito delle sequenziazioni fatte su 182 campioni per darvi anche un valore di quanto pesino percentualmente le varianti, la famosa variante inglese sul totale dei campioni. L'Istituto Superiore della Sanità chiede proprio una sequenziazione, come ho sempre sostenuto io, da farsi anche in maniera standardizzata, che uno sa quanti tamponi deve fare, quante varianti e quante sequenziazioni deve fare. Basta, per il resto non aggiungerei altro, nel senso che l'appello ormai che diventa quasi un refrain, che è quello di non abbassare la guardia per i cittadini, di continuare a rispettare le regole, e anche perché insomma voglio ricordare che noi qualche ricovero lo facciamo sempre, cioè le prese in carico di nuovi infettati ci sono. Allora adesso non li vediamo perché si scarica di più di quello che si ricovera, quindi i dati sono negativi, no? Nel senso che sono buoni dati perché sono negativi, cioè abbiamo più dimissioni delle prese in carico, però prese in carico ne abbiamo, quindi vuol dire che nuove infezioni ci sono. Bisogna evitare che questa diventi una predominante il tema degli accessi sulle dimissioni, perché a quel punto vuol dire che si torna su. E basta, non aggiungerei altro. Se avete domande prego. Federiva Giacomusso Marchiori Moscati. Federiva il Gazzettino, tu hai fatto il dito? No, dopo, poi. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Ripartirei proprio dai vaccini, viste le interlocuzioni in corso. Ieri lei ci aveva lasciati con l'annuncio della richiesta di un'offerta scritta da parte del Digiflor all'azienda produttrice, poi però è arrivata una sorta di alto là dalla Commissione europea, almeno attraverso dichiarazioni attribuite a un portavoce della stessa, secondo cui gli Stati membri non possono muoversi. Giuridicamente le regioni possono aggirare questo ostacolo? Ma guarda, allora dal punto di vista formale penso proprio di sì, che non sia un ostacolo, perché comunque le regioni sono autorizzate a comprare farmaci anche da paesi stranieri e non c'è nessuna legge che vieti l'acquisto e ovviamente deve essere un acquisto autorizzato. Però al di là di questo vorrei ricordare un aspetto. Ma chi lo deve autorizzare? Ad esempio tutta la partita passa attraverso il Ministero della Sanità, immagino questo. Però prima di fare una richiesta è bene avere, come si può dire, qualcosa di solido in mano. Come vi ho sempre detto, di proposte ne arrivano tante. Scartate quelle che sono poco sostenibili o parlano di vaccini che non sono autorizzati, ne sono rimaste un paio che il dottor Flor sta scandagliando in maniera più profonda. Confermo che abbiamo chiesto per iscritto che ci venga formulata una proposta scritta, quindi una base contrattuale, e vedremo. Ecco, circa l'Europa. È arrivata? Chiedo scusa, questa proposta? No. È stata mandata ieri la richiesta. Circa l'Europa, a parte il fatto che allora, io vedo questo scenario, che da qui alle prossime settimane
intravedo un mercato sempre più libero, perché sto vedendo un'escalation di proposte e di contatti che ormai riguarda anche persone di seconda, terza, quarta mano che propongono di porre contatti. Che fatto 100, 80 siano bufale, miliantatori e affini, ci sta, però è pur vero che qualche linea è solida. Si legge nella stampa internazionale, mi sembra di aver capito che adesso sembra che ci sia uno sblocco di milioni di dosi rispetto a quello previsto, ecco, immagino che questo mercato, diciamo fra virgolette parallelo, abbia un po' dato vita a una scossa, perché immaginate gli Stati membri, non è un segreto di Pulcinella, immagino che molti paesi vedano sta roba e dicono: scusate, ma noi stiamo qui a centellinare il flaconcino e il mio vicino di casa propone i vaccini alle istituzioni, non funziona così. Dall'altro l'Europa sostanzialmente sta certificando, lasciatemelo dire, di aver gestito male questa partita. Sentite, io ho visto quel comunicato che mi sembra di aver capito che era di terza o quarta mano, no? Tanto l'Europa dovrebbe parlare per atti ufficiali e non con un comunicato su un tema così. Ma vi ricordo che in quel comunicato non c'è scritto da nessuna parte che è proibito comprare vaccini. E non c'è scritto da nessuna parte che non è vero che non ci sia un mercato parallelo. C'è solo scritto che c'è una regia, però io mi sarei aspettato, ma ve lo dico col cuore in mano, mi sarei aspettato che l'Europa ci dice: guardate, è proibito alla luce di questa norma. Oppure avesse detto: state parlando di castronerie, perché non è possibile che ci sia un mercato di vaccini. La verità è che indirettamente quel comunicato ha fatto più chiarezza di quella che potevamo sperare. Non ha parlato di proibizione, non ha neanche detto che non è vero che non c'è un mercato parallelo, perché ci sono degli Stati membri che sicuramente stanno comprando. Purtroppo noi non abbiamo visto, poi mi zittisco, non abbiamo visto il contratto che l'Europa ha fatto con i fornitori e tantomeno con gli Stati membri. Per cui è in quel contratto che si capiscono molte cose, ma non è dato sapere quale sia il contratto. Leggo oggi sulla Stampa un articolo di stampa che dice che invece l'avvocatura di Palazzo Balbi ha letto quel contratto, ancorché segretato per altri, e ne avrebbe tratto l'ispirazione per aggirare l'ostacolo e rivolgersi al mercato extraeuropeo. Ma chi è che ha scritto questa roba? È un articolo del Corriere del Veneto di oggi. Ma il contratto noi non possiamo proprio averlo visto. Quindi non vi state rivolgendo, non è corretto dire che vi state rivolgendo a un mercato extraeuropeo appunto per bypassare questo eventuale limite comunitario nell'acquisto? Siamo sempre in Europa nelle trattative? Ci sono offerte che arrivano dall'Europa e offerte che arrivano da fuori Europa, ma il fatto che noi abbiamo visto il contratto decisamente no. E quindi se c'è scritto sta roba io inviterei il giornalista che l'ha scritta di verificare la sua fonte. Ho riportato quello che ho detto. Sì. E una domanda che arriva da una lettrice sempre in tema vaccini, penso meriti un chiarimento, perché come questa signora forse tanti altri dicono: io sarei anche disposto a pagarmi il vaccino purché me lo facciano. Possiamo chiarire che non è un problema appunto di costo ma di reperimento sul mercato delle forniture? Il problema è presto detto. L'Europa ha firmato un contratto con le ditte produttrici, la prima in assoluto è stata Pfizer, poi è arrivata AstraZeneca, è arrivata Moderna e poi in ultima istanza AstraZeneca. Un contratto che, da quello che è dato a sapere, è un contratto d'ombrello a favore poi di una distribuzione rispetto agli Stati membri, dove, da quello è dato a sapere, l'unica fonte di fornitura, l'unico canale di fornitura del vaccino avviene attraverso questo contratto europeo rispetto agli diversi Stati membri. Quindi qual è la risposta che diamo alla signora? Che il problema non è pagarsi il vaccino, ma il problema è avere il vaccino. Cioè questo canale europeo ci dà oggi 50.000 dosi a settimana di Pfizer, per dire, no? 48.000, o ci dà AstraZeneca per quello che arriverà. Per cui, siccome la capacità vaccinale è molto più impegnativa delle dosi che abbiamo, se noi avessimo più dosi vaccineremmo più velocemente. Tutto qua, ma non è un problema del costo del vaccino, anche se è un costo enorme. Ma oggi il problema è quello di averli i vaccini, non di pagarli. Una terza e ultima domanda invece relativamente alla stagione sciistica. Siamo in attesa di capire se arriva questo provvedimento ponte a livello nazionale in virtù della scadenza ormai imminente al 15 febbraio del DPCM in vigore. La Lombardia ha emanato un'ordinanza del governatore Fontana che dispone la riapertura degli impianti di risalita. Il Veneto come si comporterà? Stiamo preparando l'ordinanza, fermo restando che dovremo avere la conferma se si apre o no.
perché c'è un pronunciamento del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, però sapete, tutto questo si deve tradurre in un provvedimento governativo, cioè, o in un non provvedimento governativo, perché o si va a procrastinare la chiusura o non si procrastina la chiusura, a quel punto d'ufficio si va all'apertura. Ovviamente tutto è legato, rispetto al parere del CTS, alle zone gialle. Bisogna essere in area gialla per aprire l'impianto. Ma a cosa serve l'ordinanza a quel punto? Cioè, se ci fosse un provvedimento governativo... Perché stabilisce, porta in pancia le linee guida, no? Chi fa cosa, come, cioè nel senso che dà diciamo, un minimo di ordine e di indirizzi, di linee di guida che sono le linee guida approvate, non so, in rifugio come ci vai, la mascherina quando la porti, tutte queste robe qua. Gli impiantisti devono stare in attesa a giorni, non sanno ancora se possono riaprire o no? Ma noi abbiamo il DPCM del 15, no? Che scade, però immagino che troveranno una soluzione, anche perché se fosse lasciato a perdere, non fosse rinnovato, ci sono delle misure che dovrebbero essere recuperate in altra maniera. Di mezzo c'è anche il tema dell'apertura degli impianti sciistici. Però insomma, questo, guarda, tu fai una domanda che è attualissima, ne abbiamo parlato anche stamattina in riunione, quindi noi stiamo provvedendo comunque all'ordinanza. Comunque, e poi mi zittisco io, non fa forzature, cioè dovesse esserci un provvedimento del governo che non proroga... È impossibile, è impossibile. C'è chi a campo di forzature non sa di cosa parla, perché comunque tu o puoi fare una cosa o non la puoi fare, non è che ti puoi... Cioè, non siamo nella fase di riapertura di maggio dove anche la legge ci dava ragione a tirare. Fermo restando che oggi è una grossa responsabilità anche questa, con un'infezione come questa. Prego. Giacomuzzo, Il Giornale di Vicenza. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Buongiorno. Tornerei sul tema della possibilità di acquistare i vaccini. Eventualmente, se dovesse crearsi questo canale legale, tutto il resto, i soldi sarebbero tutti della regione, dal bilancio regionale, oppure non so, ci sarebbe una sorta di ristoro che pensate di chiedere allo Stato? Come sarebbe il finanziamento? No, la partita del finanziamento la dobbiamo ancora affrontare, però è anche l'ultimo problema che abbiamo. No, nel senso che qualora qualora avessimo una risposta che si tradurrà in una bozza di contratto, affronteremo la questione. Considerate che la Regione non ha problemi a intervenire finanziariamente su una partita così, perché la consideriamo prioritaria. Dopodiché ci possono essere anche altre soluzioni, ma le valuteremo a tempo debito. Un'altra cosa che le chiedo è se può darci un'indicazione sulla quantità di risposta al vaccino per i sanitari. Ha un'idea di quanti abbiano scelto di non vaccinarsi tra sanitari e infermieri? Perché alcune voci riportano un infermiere su 2 addirittura che ha preferito... Vi dobbiamo dare, io ho un dato aggregato dell'adesione degli operatori del mondo della sanità, ma disaggregato, dove vi dico OS, infermieri, medici, lo facciamo fare. Riesce per oggi, secondo lei? Sì? Provo a sentire, perché oggi siamo tutti impegnati sul fronte di queste videoconferenze, provo a sentire. Per il dato ce l'abbiamo, si tratta solo di stare lì a smacchinare un po' e tirarlo fuori. E l'ultima cosa, immagino che interessi anche gli altri la conferenza Stato-Regioni, come sta andando, perché si parlava di confini, si aprono o non si aprono, e poi di cos'altro state parlando? No, non siamo ancora a quei livelli della discussione. Ah no? No, stiamo parlando di vaccini in questo momento. Sì, nel senso che non si è parlato dell'apertura dei confini regionali, che è esattamente nel DPCM che scade il 15, quindi se scade il DPCM si liberano i confini, però di mezzo c'è anche come si può dire, una classificazione che sicuramente intravederà la possibilità di avere nuove zone arancioni. Per considerate che alcune regioni immagino che vadano in zona arancione velocissimamente, per cui la cartina tutta gialla o quasi tutta gialla della scorsa settimana si colorerà un po' di più. E quindi immagino anche che il tema dell'apertura dei confini regionali non prescinda anche da questo aspetto. Considerate che siamo anche in un limbo, perché giustamente
il governo oggi dovrebbe occuparsi di attività ordinaria. Cioè questa ovviamente sono anche dei fatti straordinari come questi, ma sono, diciamo, di salute. C'è da capire un po' il timing, perché se è vero che potrebbe essere che il Presidente del Consiglio incaricato sciolga la riserva oggi, verosimilmente, o domani, non so quando sia, verosimilmente potrebbe essere che a fine settimana ci sia un governo in piedi, cioè che presenti la lista e vada alle votazioni. A quel punto avremo di nuovi interlocutori rispetto a questi temi. Per il 15 è il lunedì, giusto? Marchiori, Media Nord-Est. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Mi riallaccio un attimo alla riapertura dei confini. Le regioni in tal senso potrebbero in qualche modo intervenire chiedendo la possibilità dell'apertura dei confini, e il Veneto in tal senso che tipo di posizione adotterebbe? Ma guarda, il tema è che ormai la movimentazione mi sembra logico e chiaro che sia sotto gli occhi di tutti, c'è, nel senso che dire che abbiamo le strade vuote vuol dire avere problemi di vista, nel senso che le strade sono piene, lo sono state anche con la zona arancione, diciamolo fino in fondo, e anche con la zona rossa, nel senso che tutto quello che era attività umana è stata preservata. Quindi in questa fase penso che tra zone gialle non sia quello il problema di aprire i confini. Poi c'è da capire dal punto di vista epidemiologico cosa diranno ovviamente gli esperti, che noi rispettiamo, intendiamoci, a volte dicono cose che ci piacciono, altre volte no, ma noi rispettiamo. Però se mi chiedete la mia posizione tra aree con zone dello stesso colore giallo, penso che ormai sia scontato che si possa andare verso un'apertura del confine regionale. Rispetto ad altre zone giustamente bisogna fare tutta una serie di altri ragionamenti, però insomma devono essere i tecnici a dirci queste robe. Va bene. Per quanto riguarda i vaccini, ci sono arrivate alcune richieste da parte dei vari telespettatori eventualmente di istituire un conto corrente per poter effettuare delle donazioni in previsione dell'acquisto. È una possibilità che la Regione può prevedere oppure no? Non nego che abbiamo avuto più di qualche contatto anche di grandi sostenitori, però in questo momento, guardate, siamo in una fase nella quale non bisogna creare illusioni e vi prego di scriverlo, perché io vedo a volte titoli forti anche non solo vostri. Io ve l'ho detto fin dal primo istante, allora delle due l'una, o facciamo tutto segretamente, poi finisce che magari escono anche notizie strampalate, visto considerato che ci vediamo tutti i giorni, io ho sempre preferito dire guardate, sta succedendo questo, su tutte le cose vi ho sempre detto così, sui tamponi di sperimentazione, su nuove misure eccetera. Questa è una strada, diciamo che per noi non nota, che stiamo iniziando a intraprendere e siamo arrivati appunto alla richiesta di un'offerta. Se ci mandano l'offerta vi dico ragazzi questa è l'offerta, adesso se non ce la mandano vi dirò ragazzi hanno chiacchierato tanto per nulla. Ok, l'ultima domanda, questa mattina sul marciapiede all'esterno dell'abitazione dell'eurodeputata Alessandra Monetti è stata lanciata una bomba a carta. Si sente di dire qualcosa? Ma sì, ma assolutamente sì, guardate, vada condannato, la mia totale solidarietà e la condanna senza se e senza ma. Prudenzialmente, all'onorevole Moretti, prudenzialmente dico che restiamo però in attesa della magistratura per capire poi. Allora, il fatto di per sé comunque deve essere condannato senza diciamo, ulteriori specificazioni, no? Non c'è un se, non c'è un ma, perché uno butta una bomba a carta che poi abbiamo destinata a una persona o un'altra, è un fatto gravissimo. Se poi è destinata all'onorevole Moretti questa fase di intimidazione, ha comunque tutta la mia solidarietà, ma ci mancherebbe. Poi è prudente aspettare poi gli inquirenti per capire di cosa si trattava e capire tutta la storia. Ve lo dico perché poi mi sembra aver capito le notizie che non c'è certezza, diciamo. No, mi sembra aver capito, ma allora, a priori le esprimo questa solidarietà perché ci mancherebbe, so cosa vuol dire essere oggetto di minacce o quant'altro. Dopodiché mi auguro e auguro a lei che non fosse, che lei non fosse destinataria di questo ordigno, perché sennò veramente nella gravità sarebbe ancora più grave. Grazie. Prego. Moscati,
Nuovo Terraglio, Prigioni. C'era Albino poi, Ah, scusa, no. Sì, ma io sono qui, ragazzi, tranquilli. Sì, buongiorno. Buongiorno. Presidente Moscati, Nuovo Terraglio. Volevo chiederle, ieri sera mi pare di aver intravisto, non mi ricordo se sulla 7 o sul 4, la cartina delle regioni appunto di cui aveva parlato, della variante, delle zone eccetera, maggiormente colpite dalle varie varianti, però nel Veneto non era segnato assolutamente niente. Allora, siccome mi ricordavo che proprio a Natale era stata fatta era stata isolata appunto la variante, volevo sapere come mai in questi dati, visto che lei ci parlava che domani ci sarà appunto il dottor Frò che ci parlerà, insomma, o comunque aveva detto... Sì, noi stiamo facendo sequenziazioni sulla base di 182 tamponi mandati, sono abbastanza anche recenti, per cui da lì capiremo quanto pesano le varianti. Non so la tabella a quale si riferisce lei. Può darsi che fosse... No, ma era proprio passata una cartina con tutte le zone, tutte le varianti. Beh, insomma, guardate, noi siamo stati i primi assieme a Ancona a isolare il virus inglese in Veneto, il 24 dicembre, me lo ricordo ancora la data. Per cui... Infatti, vabbè, comunque questa la verificheremo. Un'altra invece volevo chiedere una cosa riguardo alla scuola, all'ipotesi che si possa prolungare l'orario. Siccome mi pare di aver capito che gli orari, comunque le aperture dipendono dalla regione, volevo sapere un suo parere. Ma quella è la storia di giugno? Sì, di giugno. Ma guardate, io vi dico cosa penso personalmente, non sono un addetto ai lavori. Se è vero che i ragazzi hanno studiato in DAD, i ragazzi hanno studiato in DAD. Nel senso che mi metto nei panni di un ragazzo che si è fatto tutto dicembre in DAD, per dire, tutte le mattine lì a guardare sto schermo, a farsi tutte le lezioni, e poi gli dicono che dicembre non conta come mese, si devono fare tutto giugno. Sinceramente non lo trovo giusto. Dopodiché, guardate, questi sono programmi scolastici che non decidiamo noi. Perché se passasse questo principio vuol dire che certifichiamo che la DAD non è servita a nulla. Io parlo con dei ragazzi che mi dicono anzi che se si fanno ore e ore, addirittura alcuni a me dicono, magari l'avrete sentito voi, alcuni di voi sono genitori, me lo possono confermare, che i ragazzi dichiarano di lavorare molto di più, fra l'altro con la DAD, perché sono costretti a star lì, seguire, e invece di vedere l'insegnante in un'aula vede i ragazzi uno per uno. Io non ho trovato ragazzi demotivati quindi far recuperare un mese perso, sì, ma questo non è un mese perso. Bene. Prego. Prigioni, Salmaso e Pettenò. Buongiorno Presidente. Buongiorno. C'è un primo caso di sindrome infantile conseguente da Covid. Quanto vi preoccupa questa cosa? Ma guardate, noi siamo sempre preoccupati di tutto. Considerate che io ve l'ho detto in tempi non sospetti 2 giorni fa che c'è questo tema dei 50.000 infettati in Israele dei bimbi. Sappiamo che il virus è come si può dire, è intelligente, no? Prende dei target sociali per età e evidentemente potrebbe anche girare il suo riflettore sui più giovani, per questo noi siamo preoccupati. Il tema delle varianti è uno, perché la mutazione del virus è quella condizione che gli permette di aggredire il bimbo che prima non riusciva a aggredire con facilità, e dall'altro tutto il tema di assembramenti e aggregazioni che non ci fanno dormire sonni tranquilli. Ovvio che si va avanti, ne veniamo fuori, non abbiamo una visione negativa, però è pur vero che il tema dei giovani ci sta a cuore. Prego. Albino Salmaso, Il Mattino di Padova. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Ecco, al di là di come andrà a finire la trattativa che il Veneto ha avviato con il direttore generale Flor, mi pare di capire che siete riusciti a dimostrare che sul mercato esiste una quota aggiuntiva di farmaci che probabilmente nessuno sapeva come e dove dovesse essere destinata, perché stando alle comunicazioni delle grandi major farmaceutiche appunto c'era una riduzione dell'offerta di prodotto e quindi una crisi nelle forniture fondamentalmente. Ecco, come siete arrivati a
a questo risultato che apre una strada nuova che sembra estremamente difficile forse da concludere viste le pressioni che arrivano. Ecco, se ci dà qualche elemento in più al di là ovviamente dell'esito contrattuale su cui... Sì, quello è un punto di domanda grande come un grattacielo. Certo. Allora, il tema è questo. Noi intanto siamo sempre stati contattati. Questo è fondamentale. Esempio, giornate di ieri, io vedo la posta tutti i giorni, ieri in posta avevo 3 offerte. Una per il cinese, una per il russo e una per un altro vaccino autorizzato, che peraltro nell'offerta, nel contatto avvenuto tramite segreteria, tracciava un po' le modalità dell'offerta che già stiamo seguendo per quel vaccino. Allora, guardate, noi abbiamo fatto uno scandaglio approfondito, abbiamo utilizzato intanto la banca dati dell'azienda Zero. Voi sapete che abbiamo avuto flussi paurosi con le mascherine. Quindi se c'è qualche improvvisato che si è inventato un venditore di mascherine, tipo la P20, se c'è qualcuno che si è inventato un venditore di mascherine a marzo e non aveva né arte né parte, guarda caso poi magari lo troviamo come venditore di vaccini, quindi abbiamo scremato tutta quella parte lì. Dopodiché, guardate, io continuo a dire, noi non facciamo questo in contrapposizione con nessuno, tantomeno che a livello governativo, ma figuratevi. Cioè, noi prendiamo atto che c'è questo. Penso che sia illuminante, lo dico ancora, il comunicato di ieri sera dell'Europa, che per me è un mezzo, è una missione di come si può dire, di impotenza, no? Nel senso che l'Europa non ti dice che non puoi comprarli, non ti dice che non è vero che esista, allora io faccio un passetto in più con voi. Ma le major, come tu le hai chiamate, no? Le big pharma che producono, hanno mai dichiarato che non è vero che c'è? Perché se no risolviamo il problema, saremo a cartellina e andiamo via. Cioè, mi chiedo, chi li produce ad oggi? Dichiara che tutta sta roba è una messa in scena e non esiste, oppure conferma che potrebbe esserci qualcuno che ce li ha sti vaccini, diciamo, in un secondo canale ufficiale, ma non quello dell'Europa? Perché se io fossi mister Mario Rossi che produce vaccini, direi: scusate, sta roba che leggo, sento Zaia tutti i giorni che dice che non può essere vera, perché dalla mia fabbrica escono queste quantità e vanno lì. Però avete osservato che non c'è nessuna smentita? Quindi noi siamo in mezzo a sto mare in burrasca e abbiamo solo un obiettivo: vaccinare i veneti. E quindi perché ieri mi sono arrabbiato e sono ancora più arrabbiato oggi? Non si può dire che è una fuga in avanti. Cioè, è un atto dovuto che noi dobbiamo fare verificare, perché vi ripeto che io non voglio che il mio team si trovi fra 6 mesi, un anno, che si trovi qualche familiare di qualcuno che ha perso la vita e che ci venga a dire: ma voi avevate la possibilità di comprare i vaccini e vaccinare il mio familiare e non lo avete fatto. E quindi c'è un tema etico e anche giuridico. Quindi non è vero che c'è solo l'aspetto di lascia stare e non comprarli, è una colpa anche non comprarli se ci sono. Ripeto, nella totale legalità, e ve lo dimostrerò i prossimi giorni che noi abbiamo seguito da giorni la totale legalità. Penso che nessuno abbia mai nutrito dubbi in tale proposito. Cioè, ecco. No, però sai, siccome è il paese dei social e delle leggende metropolitane, tutti vogliono il vaccino, il fatto che il Veneto arrivi prima degli altri probabilmente può suscitare reazioni risentite da parte di chi si vede, come dire, scavalcato in una corsa legittima alla tutela sanitaria che lei, essendo governatore di questa regione, vuole giustamente dare agli abitanti del Veneto. Probabilmente penso che anche gli altri governatori tentino di raggiungere lo stesso obiettivo. Ma è probabile che siano stati raggiunti delle stesse offerte. Forse no, da noi sono arrivate prima, perché ci vedono sempre in prima linea questa storia e uno dice: chi chiamiamo? Beh, chiamiamo Zaia, magari lui ha il coraggio di comprarli, perché vi ricordo che oggi ne parliamo, ma 20 giorni fa non era proprio così semplice dire che compravi i vaccini. Presidente, dicono che alcuni forse potrebbe essere sostituito, cioè non ha qualche proposta lei? No, guardate, io non so nulla di queste robe. Non so niente. Noi teniamo rapporti costanti con il dottor Arcuri, cioè ma non so nulla. Non risulta questo? No.
Bene, se posso entrare in un terreno un po' più politico, una domanda un po'. Ecco, lei. Filippo te che passa il testimone. No, insomma, noi siamo qui per questo, anche perché mi pare che i colleghi le abbiano ampiamente chiesto molto di materia sanitaria. E quindi, visto che. C'è Marco poi. No, lei giustamente ha detto che siamo a cavallo probabilmente del cambio di governo, quindi mi permettevo di chiederle se lei si augura che alcune figure chiave vengano confermate per garantire la continuità, magari in una fase così talmente delicata come quella dell'emergenza sanitaria, o se invece non ritiene che ci possono essere, al di là dell'assoluta discrezionalità che nella scelta dei ministri, che compete al Presidente della Repubblica in sintonia con il Presidente incaricato, come ha ricordato Draghi oggi citando l'articolo della Costituzione. Ecco, io le chiedevo questo. Lei ha sentito Bonaccini che ieri è andato a colloquio con il professor Draghi, e avete capito per i temi che riguardano in maniera molto più specifica l'attività delle regioni, se c'è qualche indirizzo particolare che lei ne sta a cuore? No, guarda, oppure allora, no? Il Presidente Bonaccini non l'ho ancora sentito, se non in videoconferenza, e oggi ha anticipato di questo incontro e basta, nel senso che non ne ha parlato. E per quanto riguarda la domanda, lei vedrebbe bene la riconferma di alcuni o sì. Ecco, ho troppo rispetto per il Presidente incaricato ad esprimere considerazioni. Considerate anche che una considerazione espressa da parte mia sarebbe indelicata in questa fase. Certo. Mi metto nei suoi panni, se ritrovo un Presidente di Regione che comincia a dire lui sì, l'altro no, cioè rischia di diventare una roba che non va bene, cioè. E quindi è giusto che lui resti nella sua, come si può dire, sia indipendente, perché lui deve formare la lista dei ministri e accompagnarli davanti al Capo dello Stato a votare, a giurare sulla Costituzione. Questo lo dice, no? La Costituzione. Lo farà lui, farà sta lista. Poi sai, è ancora più indelicato perché io non ho mai partecipato a un tavolo, diciamo, di confronto, per cui non so neanche di cosa si siano parlati rispetto anche a questi temi, semmai ne abbiano parlato con i partiti, quindi non so nulla. Ecco, l'ultima domanda di tipo politico. Prego. Ecco, mi pare che è assodato che la Lega farà parte del governo, adesso qui il problema si tratta di capire se dal suo punto di vista è giusto che Matteo Salvini, leader e segretario del partito, ne faccia parte, o se invece, come giustamente ha detto un attimo fa, lei si rimette al giudizio unico ed esclusivo del Presidente del Consiglio. Detto questo, mi pare che il Movimento 5 Stelle abbia portato a casa, o almeno tenta di dimostrare di aver portato a casa, un risultato politico di grande rilievo con questo nuovo Ministero della trasformazione ecologica, che dovrebbe, da quello che si riesce a capire, gestire gran parte dei fondi del recovery plan, pare 70-80 miliardi, con una modalità tutta nuova da capire. Ecco, lei che giudizio dà di questi due aspetti, sia per quanto riguarda la partecipazione della Lega che... Quello della partecipazione della Lega, rispondo alla domanda che mi è stata fatta ieri, certo. E in ugual misura, nel senso che non ho partecipato ai tavoli, non so quali siano le intese. Penso che ci sia un'indipendenza del Presidente incaricato nel fare la lista dei ministri, e poi ci saranno delle interlocuzioni con il mio partito, ma che intrattiene direttamente con il segretario, che è Salvini. Certo. Quindi dichiarare su queste robe qua mi sembra improvvido. Invece rispetto al tema di questo paventato nuovo ministero non ne so nulla. Cioè, certo i 5 Stelle hanno un merito di aver mandato a casa un governo, per cui a suon di baruffe e di discussioni, non mi sembra che adesso possano candidarsi ad essere coloro che governano questo processo. Certo. Però sai, il Presidente Draghi valuterà tutte le... Mi sembra sempre più che si vada verso un governo di unità, no? Come lo fece Churchill quella volta. E poi stiamo a vedere che cosa ne uscirà, non lo so. Pette no e poi Bone. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Per quanto riguarda le videoconferenze in corso, sono videoconferenze anche con il governo che è ancora attualmente in carica in attesa di novità da parte di Draghi, o sono solo di natura tecnica? Insomma, e poi in particolare, appunto, lei diceva che
sono in corso videoconferenze riguardo i vaccini. Riguardano il piano che state mettendo a punto e il tema che lei sta seguendo, cioè le trattative per acquisti sul mercato libero dei vaccini, è stato posto, e che risposte o che osservazioni e annotazioni ha avuto dagli attuali ministri del governo ancora in carica? Rispetto all'acquisto improprio dei vaccini, il tema non è mai stato posto, forse sapientemente e anche prudentemente non è mai stato posto da nessuno il tema, e soprattutto alla luce della comunicazione della Commissione europea di ieri sera, che indirettamente conferma che c'è un mercato parallelo e indirettamente conferma che non è proibito comprare. Per quanto riguarda la videoconferenza in corso, è la conferenza dei presidenti di regione, stiamo parlando delle modalità del piano vaccinale e della distribuzione dei vaccini. È un fatto proprio di tecnico. Sulla questione appunto dei vaccini, il business a questo punto dei vaccini nel mercato libero, lei ritiene che ci sia una questione anche non solo contrattuale ma anche etica poi nella distribuzione nei vari paesi? Non sto parlando dello specifico contratto che può fare la Regione Veneto, ma in genere in tutti i paesi, in questi business che si possono creare con intermediari delle case farmaceutiche, perciò chi è privilegiato perché ha cash e può pagare? Confermo che il tema etico è un tema importantissimo rispetto a questo. Ovvio è che se la Commissione europea ha firmato, ma non è dato a sapere, un contratto per un approvvigionamento di una quota X, probabilmente non ha optato tutto quello che è sopra la quota X, e quindi questo inoptato va sul mercato inevitabilmente. Io ho l'impressione che stia accadendo questo. La regola che era stata fatta dalla Commissione europea, magari con degli errori, così l'ha ammesso a quanto anche la stessa Commissione europea, ma è un problema poi di valutazioni complessive, perciò sull'organizzazione di un piano vaccini che dovrebbe essere invece pubblico, e che a quel punto invece a giochi nel pubblico con le società farmaceutiche invece c'è un giro vario che si crea con intermediari, affari che si possono fare in altra maniera, e perciò tutto un dibattito che si può aprire anche per paesi che hanno più difficoltà poi ad acquisire i farmaci, i vaccini. Certo, è ovvio che nel momento in cui si va sul mercato libero, chi ha i soldi riesce a approvvigionarsi, diciamo, i lotti di questi vaccini. Però il tema delle negoziazioni concordata con gli Stati doveva tenere presente, c'è chi l'ha fatta questa negoziazione, del surplus di produzione, perché altrimenti è inevitabile che vada sul mercato libero. Fermo restando se questo risponde alla realtà, ma ripeto, anche le big pharma non si sono mai espresse rispetto a questo, e questo è un altro campanello non trascurabile. A questo punto servirebbero delle regole comuni a livello, non so, a livello europeo o a livello anche internazionale su questo aspetto, proprio nelle prospettive che si stanno creando in un allarme complessivo per quanto riguarda ancora la pandemia, con le possibili poi varianti eccetera eccetera. Ma guardate, io non voglio andare a scomodare l'OMS, tutti gli organismi internazionali, gli organismi regolatori eccetera. Dico semplicemente che il tema è che bisogna garantire il vaccino a tutti coloro che lo vogliono questo vaccino. E la mia, come si può dire, la mia comunità di riferimento si chiama Veneto e sono i veneti. Se riuscissimo ad avere dosi, ci piacerebbe realizzare un progetto di turismo covid free, di imprese covid free e avere un territorio covid free. Che è esattamente quello che realizzeremo, ma in tempi molto più dilatati con la fornitura nazionale. Marco Bonetti, il Corriere del Veneto, se si appropinqua, ecco. No, tranquilla, grazie. Buongiorno. Allora, delle domande rapidissime sempre su questo tema dei vaccini. Prego. Allora, volevo capire, è vero che eventualmente queste dosi supplementari andrebbero acquistate fuori dall'Unione Europea, per esempio in stabilimenti in India come ha fatto la Germania o in altri luoghi? È vero che alcune proposte non sono in Unione Europea, okay, però non sono neanche così distanti.
Poi, seconda domanda, è vero che le aziende case farmaceutiche chiedono un acquisto di un lotto minimo di dosi che il Veneto non sarebbe in grado di sostenere, cioè X milioni di dosi molto superiori a quelli che sono i nostri abitanti, e che quindi in questo senso magari l'Unione con altre regioni potrebbe aiutare a fare un ordine, diciamo, più corposo e più adeguato alle richieste delle case farmaceutiche. È vero che le interlocuzioni ci dicono che alcuni ragionano per lotti importanti, altri no. Ok, poi un'altra cosa che volevo chiedere rispetto a questa querela con l'Europa, io avevo capito che in qualche modo il contratto quadro dell'Europa era legato proprio al fatto che si voleva evitare il Far West proprio per la dinamica dei prezzi. Che ci sta? Nel senso che lei stesso ci ha detto che le offerte che stanno arrivando sono in qualche caso 4-5 volte superiori. E alcune inferiori. Ecco, e Israele, che viene portato da tutti ad esempio, no, di grande efficienza nella vaccinazione, ha strapagato le dosi che ha acquistato. Allora chiedo, una domanda forse più politica, il fatto che comunque le regioni e magari in un secondo tempo anche gli stati, anzi neanche tanto in secondo tempo perché la Germania l'ha già fatto, comincino ad approvvigionarsi sul mercato libero, non rischia di mandare in tilt la dinamica dei prezzi, per cui a un certo punto i vaccini schizzano a delle cifre che diventano magari insostenibili anche proprio per il mercato del pubblico? Però se fosse così il pasticcio l'ha combinato l'Europa a questo punto, no? Perché nel momento in cui tu diventi la piattaforma contrattuale più importante che ci sia, 450 milioni di abitanti, hai davanti a qualsiasi multinazionale puoi porre delle condizioni, visto e considerato che sei il loro mercato e sei riuscito a portarlo tutto in maniera organizzata al tavolo. Perché l'Unione Europea non è che è andata a trattare un po' di vaccini per Bruxelles, per tutta la Commissione. Certo. Se è accaduto quello che sta accadendo e se sarà confermato che esiste questo mercato parallelo, ma che nessuno mai ha smentito, vuol dire che lì nella fase contrattuale non hanno tenuto presente questo aspetto, che non è irrilevante. Ok. Un'altra cosa che non c'entra con i vaccini, non ho capito sul tema degli impianti, quindi lei sta aspettando di fare un'ordinanza che recepisca... No, la stiamo lavorando l'ordinanza, comunque la facciamo. Ok, e aspettate che cosa? Non ho capito. Nel senso che si aspetta che non ci siano dinieghi all'apertura, cioè perché quello è il vero rischio. E da Roma avete informazioni sulle tempistiche con cui... guarda, io penso che deve essere chiarita entro il 15 sta roba, se no si va a marzo, dopodiché l'ordinanza comunque recepisce le linee guida, quelle approvate in conferenza. Sì. Il Veneto non prevederà limitazioni ulteriori? No. Grazie. Presidente, scusi. Prego. Salmaso, ci sono altre domande? Su questo tema di grande interesse, definiamolo così, popolare, le linee guida, cioè il governo probabilmente può essere che entro sabato il ministro, cioè il presidente Draghi consegni la lista dei ministri, però entra in carica quando riceve il via libera dalle Camere, quindi si va probabilmente lunedì e martedì stando da quella che... Allora sarà il vecchio governo che fa il provvedimento. Perfetto, allora è il governo in carica che probabilmente dovrà fare un provvedimento ponte che decide... Esatto. Ecco, le chiedo, cioè siccome lei dice il Ministero in questo momento si occupa solo degli affari correnti, i tecnici e i direttori generali dei ministeri hanno potestà giuridica per emanare un provvedimento analogo? No, oppure ci vuole comunque la firma del ministro? Sì, è un'ordinanza, quantomeno un'ordinanza. Perfetto. Se non è un DPCM che lo fa il Presidente del Consiglio, se non è un decreto che lo fa il Consiglio dei Ministri. Chiaro. E con questo grazie. Che chiudiamo, arrivederci. Scusate, mi sono dimenticato, giustamente, me lo ricordo a Federico. C'ha gli auguri a una signora, Corinna Manfrè, 101 anni oggi, di Oderzo, quindi auguri alla signora Corinna. Dio Oderzo, 101 anni, bella età. Grazie.